Bentrovati in diretta su Telefriuli a questo appuntamento con A Voi la Linea, tema vaccinazione ancora in primo piano. Ieri sono partite in questura a Pordenone quelle per le forze dell'ordine. Il sindacato di Polizia di Stato FSP plaude alla tempestività della somministrazione, ma ricorda che molti colleghi in regione over 55 non possono ancora essere protetti. Su questo è già stato sollecitato il prefetto Gabrielli. Ieri sono iniziati i vaccini per quanto riguarda le forze dell'ordine, in particolare in questura a Pordenone. Oggi siamo in compagnia di Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'FSP Polizia di Stato. Bene Padrone, un primo traguardo è stato raggiunto. Io direi un grande traguardo perché siamo la questura prima in Italia. Altre segreterie si sono aggiunte adesso per scrivere i propri questori. Noi abbiamo avuto la tenacia del signor questore, il dottor Marco Dorisio, grazie anche alla spinta chiaramente che la nostra segreteria dell'FSP ha dato lo spunto per iniziare questa vaccinazione. Questo è un ringraziamento che devo fare grazie alla sua emittente sia all'ASL, insomma Pordenonese Occidentale, e alla Regione, perché tramite il proprio assessore Riccardi insomma ha dato chiaramente il loro supporto per ottenere, ripeto, velocemente. Abbiamo visto anche un'alta adesione da parte dei suoi colleghi. Sì, l'81%, e questo fa capire insomma, che i colleghi credono a questa situazione, soprattutto perché, come diceva proprio il questore di Pordenone, è la precondizione per la salute propria dei propri cari, ma soprattutto anche di garantire sicurezza ai cittadini, perché se i poliziotti stanno bene, sono in salute, possono garantire la sicurezza. C'è però un altro problema ed è quello della fascia 55 anni, 65 anni, perché ieri sono stati vaccinati e continueranno ad essere anche nei prossimi giorni i suoi colleghi under 55. Per gli altri che succede? Guardi, noi abbiamo scritto proprio il giorno 16, abbiamo scritto al capo della polizia, al prefetto Gabrielli, e abbiamo scritto al Dipartimento perché si deve ricordare che grazie al problema delle assunzioni che sono sempre mancate da qua a 15 anni, abbiamo il livello dell'asticella per anzianità della polizia oltre i 49 anni di età, soprattutto in regione, e ricordo che tra Pordenone e Udine ci sono parecchi colleghi che questo vaccino non lo hanno potuto fare, non lo possono fare. Adesso quindi dobbiamo dare veramente una mossa per avere la totalità dei poliziotti, dei colleghi, ma guardi, io quando parlo dei colleghi parlo anche del comparto sicurezza, parto dai colleghi dell'Arma dei Carabinieri, parlo della Polizia Municipale, parlo di soprattutto chi fa attività in strada. Quindi oggi come oggi abbiamo bisogno che ci sia una velocizzazione in questi vaccini. È un vaccino quello che abbiamo fatto oggi, i colleghi che si sono vaccinati ieri a questa mattina, pochi minuti fa, tutti stanno bene, quindi non ci sono neanche i timori di avere delle controindicazioni a non farlo. Io spingo che tutta la popolazione, parlo della mia regione, che tutte in regione facciano questi vaccini. Trasporti, primi segnali di ripresa per il trasporto pubblico in Friuli Venezia Giulia. In questo periodo c'è un incremento di passeggeri sulla tratta ferroviaria in direzione Venezia, mentre resta ancora incerta la situazione per l'aeroporto. Secondo una stima della FIT CISL regionale si potrà tornare alla normalità solo nel 2026.